Benvenuti in questa recensione del Bel Friuli. Benvenuti allora. Io sono il cane da fucking guardia, ho anche un ospite qui già. Happy Farming sa di chi si tratta che mi accompagnerà in queste recensioni, visto che è un grande fan. E Seth freaking Rollins. Benvenuti in questa recensione del Bel Friuli. Allora, innanzitutto, volevo cominciare dicendo grazie a Happy Farming per aver tenuto quella strega di mia moglie fuori da casa perché facendola lavorare nel ranch, in quella serie che era Ranch Simulator, che rimane la mia preferita, ovviamente seconda solo al Bel Friuli, mi hai fatto un favore della Madonna. Ok Seth, grazie per aver espresso il tuo giudizio sulla serie del Ranch Simulator. Oggi andremo a recensire l'episodio numero 53, 54 e 55 del Belfriuli. Ovviamente tu Seth poi a ogni fine della mia analisi dirai la tua, ovviamente in modo breve perché sennò ci stiamo 30 anni e via dicendo. Volevo aspettare anche l'episodio di stasera, però siccome domani non credo che posso farla, però se ci riesco la faccio, però siccome sono più, come posso dire, libero oggi, ho preferito farla oggi anche perché ci sono stati degli episodi importanti, compreso l'episodio anniversario, quindi non potevo assolutamente farmi scappare l'occasione per parlare di questi tre episodi del Belfrioli. Innanzitutto, eh, cominciamo dall'episodio numero 53, quello dell'anniversario, appunto. Mi sono piaciute le parole che ha detto Happy Farming, Paolo. A lui non piace la mediocrità, infatti vuole sempre spingersi a nuovi livelli e questa è una cosa che ammiro parecchio. Parlando invece del Belfriuli ci ha dato delle sorprese, delle novità, visto che a quanto pare noi ci sbagliavamo. Ma che noi, cane da guardia, eri tu che ti sbagliavi. Sì, Seth, veramente non ero l'unico perché tutto il Friuli pensava che fosse stato Happy Farming a uccidere, intanto devo chiudere la finestra, a uccidere a Ludmillo e a Leslie, quindi non diciamo cazzate. Non è vero, io ci scommetto il mio occhio, anzi ti faccio perdere l'occhio come ho fatto con il Mysterio. Senti, calmati per favore, non ridere così che mi fai paura. Comunque, stavo dicendo prima delle interruzioni di Seth freaking fucking Rollins che secondo me, innanzitutto, mi sbagliavo, è vero, secondo me era stato lui, ma chissà chi c'è dietro, chi è che l'ha obbligato, anche chi l'ha obbligato a sottostare a certe reazioni, perché lui non ha potuto neanche dispiacersi così tanto per i suoi amici caduti. Insomma, quindi non lo so, è una situazione comunque alquanto strana, veramente bizzarra. Staremo a vedere come andrà a finire il tutto. Chi sarà il colpevole di questa dannatissima, insomma, cosa, di questo fatto? Perché io sono sempre, sempre più curioso, sempre più curioso. Passiamo adesso invece all'episodio numero 54. Allora, innanzitutto si apre questo episodio con René Dupré, il francesino René Dupré, che chiede a Happy Farming se appunto poteva controllare il terreno, visto che ha scoperto che c'era il plutonio di Dragunov. Secondo me comunque è stato Dragunov a fare questa, come posso dire, chiamata, oppure se è stato René Dupré che comunque girava in mezzo al Friuli, si sarà accorto di questa cosa e quindi ora ha voluto rompere le palle a Happy Farming. Comunque sia, alla fine, dopo che René Dupré ha minacciato Happy Farming, guarda che sto arrivando, guarda che sto arrivando, adesso io andare, vabbè che cazzo gli ha detto poi, da te non ti permettere a mancare, non ti azzardare a non farti vedere cose del genere. E a quel punto Happy Farming si è cagato sotto, ha detto cazzo devo chiamare l'Inner Circle perché se no porca troia non riusciamo più a uscirne fuori. L'Inner Circle allora ha fatto fuori René Dupré nell'episodio dopo,
per fortuna di Happy Farming, quindi al momento non è più un problema, anzi al momento è morto, da quanto ce l'hanno fatto fuori, quindi è morto ovviamente solamente nella serie, non auguriamo nulla al reale René Dupré, ci mancherebbe, anzi gli auguriamo tutte le fortune del mondo. Ora René Dupré si starà toccando le palle fino in Francia, intanto ci sono le zanzare qua dentro. Comunque, senta, hai qualcosa da dire? Ma guarda, io gli avrei fatto direttamente un carb stomp a René Dupré. Va bene, no, ma hai ragione, dico, un Carstone pure poteva bastare, però vabbè, però vabbè. Comunque, in tutto questo, in tutto questo, ehm, dopo che cosa è successo, una cosa importante, abbiamo avuto anche il Ferrari, visto che Zigbo Bolo ha appunto parlato con Happy Farming di un po' di cose, gli ha dato anche il Ferrari, mi ha fatto morire Zigbobolo quando ha detto io ormai non sono più il poveraccio che ero anni fa, quindi ovvio che cambio anche mentalmente, nel senso come carattere, non è che sono più il tuo schiavetto, zi capo, ora io sono io capo capo, capo 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 capo. Questo è quello che ha voluto insinuare il buon Zigbobolo, però attento Zigbobolo perché puoi farmi il sindaco, quindi è comunque un tuo superiore, però certo, cazzo che ha venduto un Ferrari, ovvio che poi vuole una bella somma, una bella cifra, pure io vorrei una bella cifra, cioè se devo vendere un Ferrari preso dallo sceicco, tutti gli altri mezzi presi dall'Africa, no, ma Zigbobolo sta veramente spazzando via la concorrenza, infatti ha spazzato via Raul Colon con Raul, che di questo ne parleremo nell'episodio successivo. Anzi, vabbè, sì, sempre oggi, però nella recensione dell'episodio successivo. E comunque, insomma, Seth, tu cosa ne pensi dell'evoluzione di Zig Bobo Bobo Bolo? Guarda, io penso che è stato fighissimo, cioè io rispetto tantissimo Zigbo Bolo per quello che è riuscito a fare, un sacco di prezzi bassi. Sai che io ora sto indossando dei vestiti spettacolari a SmackDown ogni settimana, no? E li ho presi da lui, sono vestiti africani, quindi vende anche abbigliamento il caro, carissimo Zigbo Bolo. Va bene, sì, mi fa piacere, non lo sapevo, questa è una novità. Non sapevo che vendesse anche vestiti. Buona a sapersi. Comunque, ora passiamo all'episodio numero 55. Episodio numero 55. E di cosa cazzo parliamo in questo episodio numero 55? Parleremo appunto del rapporto tra Raul Colón e Happy Farming. Innanzitutto cominciamo a parlare insomma, di Halcon Berry, del lavoro che sta facendo, secondo me è straordinario. Senti, tu cosa ne pensi di Halcon Berry? Ma io penso che sta facendo un ottimo lavoro, anche io lo penso questo. Seguo anche Mountain Monsters. E mi ricordo gli episodi dove c'era lui che aiutava Trapper. Infatti mi sto facendo crescere anche la barba così posso partecipare a Mountain Monster anche se Trapper purtroppo non c'è più, ma io posso prendere il suo posto perché sono un ottimo leader. Hai visto come ho fatto il leader quando ero insieme a Buddy Murphy e a Austin Theory nei Monday nel Messiah? Ti ricordi i miei discepoli? Loro possono essere i miei discepoli. Sì, sì, mi ricordo. Ma pure sarebbe curiosa come cosa. Io veramente ci vedrei più Bray Wyatt, però vabbè. Comunque, sì, hai ragione, hai ragione. Comunque, cosa volevo dire? Ah, niente, vabbè. Mi ha fatto ridere la battuta di ehm, Halcon Berry che ha detto sono la security di Mountain Monsters. E Happy Farm gli ha detto no, ormai sei la mia security. Anche un'altra cosa mi ha fatto ridere quando gli ha detto
Scusa Trapper, invece no, lui è Happy Farming. Io credo che Alcon Berry ancora debba rendersi conto che Trapper non c'è più, che ormai non è più a caccia di Bigfoot, ma deve lavorare in farm. Ma lui, dico, bene o male lavora, quindi sta lavorando bene, ha capito com'è il meccanismo, però ancora è fissato con i Bigfoot. Gli serve secondo me un corso da un qualche psicologo, non lo so, qualcuno che, uno psicoterapista, che comunque gli faccia capire che non è più il suo lavoro cacciare i Bigfoot. Ma poi vede i Bigfoot ovunque. Cioè, cazzo, vede una bella figa un Bigfoot, un cane un Bigfoot, un albero, un trattore, un Bigfoot, una macchina è un Bigfoot, l'Empire State Building è un Bigfoot, eh, che cazzo ne so, mm, il pene di Rocco Siffredi è un Bigfoot. Cazzo, tutto un Bigfoot. Seth Rollins, tu credi nei Bigfoot? Sì, io credo nei Bigfoot e credo anche che comunque... Cazzo, un Bigfoot, guarda un Bigfoot, un Bigfoot. Che cazzo dici? Dov'è il Bigfoot? Anche tu ti ci sei messo. Mi ha contagiato Harconberry. Che cazzo è il Covid che contagia? Allora non è più una malattia mentale questa. Cazzo contagia, allora siamo a posto. Vabbè, se Tronius si è fatto contagiare, quindi mi devo mettere la mascherina. Ora tra 10 anni uscirà il vaccino anti-visione dei Bigfoot, perché da quanto ho capito è un virus ormai, non è più un trip mentale di Huckleberry. Comunque, eh, poi ora parliamo invece seriamente di Raul Colon con Raul. Allora, innanzitutto, cominciamo da questo presupposto. Mi ricordo nei primi episodi Raul Colon, cioè nei primi episodi intendo dove c'era lui, che ha fatto dei prezzi troppo esagerati a Happy Farming. Poi sì, dico, si sono uniti col passare del tempo. eh, Raul Colon ha anche aiutato il team Happy Farming con l'Inner Circle quando ce n'era il bisogno, quindi diciamo che è stato utile a Happy Farming. Happy Farming è stato anche utile per lui, quindi si sono aiutati a vicenda. Questo è vero e non ci piove. Il problema qual è? Il problema è che appunto Zigbo Bolo fa prezzi molto più bassi. Raul Colon si trova in una situazione dove ormai non può più fare nulla, nel senso ha le mani legate, cioè, se c'è già Zigbobolo che sta facendo un sacco di successo, un sacco di soldi, non può assolutamente competere. Lui stesso se ne è reso conto. Ehm, Poi si è fissato un appuntamento con Etifarmi per salutarlo, visto che ora vuole tornare a Porto Rico dai nonni, gli zii, i cugini, i genitori, eh, animali domestici a Puerto Rico. Desculpe, Puerto Rico! Se ne tornerà sicuramente da Carlito Colon, primo Colon, epico Colon. Credo, no, ma disculpe comunque, io prima ho detto disculpe, ma in Messico più che altro. Vabbè, comunque chi cazzo se ne frega. Vabbè, che cazzo dovevo dire? Ah, giusto, poi i due si sono visti per un'ultima volta. E, insomma, Raul Colon non è molto contento della situazione. Anzi, per niente contento della situazione, visto che eh, Happy Farming crede che, insomma, che Raul Colon crede che Happy Farming lo abbia tradito, visto che ora compra la Zibobollo, lo ha un po' deluso, erano amici, però giustamente Happy Farming ha detto, ma guarda che io devo pensare al business, cioè nel senso, anche io sono un imprenditore, mi dispiace per te, ma anche io l'avrei fatto, cioè se Zigbobolo fa dei prezzi più bassi mi sembra giustissimo usufruire delle offerte e approfittare delle offerte basse di Zigbobolo. Mi sembra più che giusto. Quindi in questo caso do ragione a Happy Farming, anche perché Happy Farming diciamo che secondo me non è del tutto cattivo alla fine, lo fa per il business. Insomma, mettetevi nei panni di un imprenditore e poi vedete voi cosa dovete fare, ecco, per mandare avanti la vostra creazione, la vostra creatura. Comunque, io però penso che Raul Colon è un po' ipocrita perché anche lui ci ha, diciamo, mangiato sopra questa cosa di Happy Farming che lo pagava. Insomma,
Non è che, che secondo me Raul Colon ci teneva tanto all'amicizia, ma più che altro teneva ad avere un cliente costante come Happy Farming. Quindi anche lui mi sembra un po' disonesto, però l'ha aiutato con l'Inner Circle, quindi anche del buono l'ha fatto, questo è poco ma sicuro. Comunque sia, eh, Happy Farming ci ha detto che questa è l'ultima volta che vedremo Raul Colon su Farming Simulator 19. Alt non ha detto sul Belfriuli, non ha detto l'ultima volta di sempre, ma ha detto su Farming 19. Quindi magari non sarà così, magari sarà così, potremmo rivederlo su Farming 22, visto che il Belfriuli, la quarta stagione, continuerà su Farming 22. E l'ultimo episodio della terza stagione, quindi tra 2 mesetti ormai, 1 o 2 mesi, perché se Farming 22 esce il 22 novembre, che fra l'altro è il giorno prima del mio compleanno, vabbè comunque, se esce, vabbè tra un mese, ora siamo a ottobre, sì tra un mese, se esce tra un mese scopriremo intanto chi è stato l'artefice dietro tutto il marasma generale che ha causato contro Ludmillo e Leslie e chi ha detto e ha obbligato a Happy Farming di collaborare con l'Inner Circle e di essere così, come posso dire, freddo nella reazione della morte dei suoi 2 migliori amici. Questo è il primo tassello. Poi, nella quarta stagione, sicuramente sarà partecipe questo personaggio, mh, o questo personaggio al femminile, chissà se sarà uomo o donna. Comunque, e oltre a questo potremmo anche rivedere, chissà mai, Raul Colon, magari su Farming 22, magari chissà cosa farà, dove sarà finito, perché io vi voglio svelare una piccola confidenza. Quando Zigbobolo è stato licenziato, ho detto vabbè, non lo rivedremo più, è un personaggio di passaggio. Guardate ora dov'è invece, ragazzi. Guardate il bel fluido di quanto può essere imprevedibile certe volte. Cazzo, Zigbobolo era, fino a qualche mese fa, povero, si cagava addosso, non aveva cibo, cioè, i vestiti sì, però erano tutti chissà quanto sporchi, visto da quanto non li lavava. E ora guardate dove minchia è. Ha un botto di soldi, si è aperto la sua azienda, la Zigbobolo SRL. Pensate anche a Leslie e a Ludmillo che fino a qualche mese fa anche loro erano contenti con Happy Farming, lavoravano, Leslie faceva un po' di danni, ma ci poteva comunque passare sopra. E ora sono morti. Così, in un batterdog, in un battibaleno. Così, no, proprio. Non so se avete sentito il mio schiocco. Così. Che cazzo c'è poi? Nel senso, porca troia, ragazzi, qui la situazione, cioè, può cambiare da un momento all'altro. Da un momento all'altro. E chissà se sarà così per Raul Colon, chissà se sarà così per tutti gli altri personaggi che sono coinvolti. Quindi, io vi ricordo di restare sintonizzati sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 24/7 nel canale di Happy Farming Bay. Se non lo fate siete degli sporchi, figli di puttana, avete la madre succhiacazzi, avete la madre puttana, troia, minorata mentale, ritardata, non ho altri termini cattivi da usare. Ma sì, dai, mi fermo qua perché sono buono. Set, saluta. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. State sintonizzati a Happy Farming oppure vi beccate un car stomp e vi cavo l'occhio come ho fatto con Rey Mysterio. Ok? Giusto, mi sembra giusto perché se non seguite Happy Farming siete proprio dei figli di puttana. Noi ci vediamo alla prossima.